Numerose scuole italiane arricchiscono la propria offerta formativa partecipando al Beach and Volley School Kinder più Sport di Bibbione, promosso dal settore scuola e promozione in collaborazione con il settore beach volley della Federazione Italiana Pallavolo, nell'ambito dei progetti previsti dal protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione. Il progetto Beach and Volley School Kinder più Sport si rivolge anche ai docenti di educazione fisica, offrendo l'opportunità di partecipare ad un corso nazionale di aggiornamento autorizzato e riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione su tematiche relative alla pallavolo e al beach volley scolastico. Beach and Volley School è un progetto che la Federazione ha fondato in collaborazione a Kinder più Sport, che è lo sponsor del settore scuola e promozione della Federazione per tutti i progetti giovanili, 3 anni fa. È stata una sfida perché è un progetto nuovo in quanto è rivolto direttamente alle scuole di tutta Italia di primo e secondo grado, che include le classi che vengono qui a Bibbione a fare un viaggio di istruzione sportiva, anziché, quindi un'alternativa proprio alla classica gita scolastica, anziché andare a fare esclusivamente delle gite d'arte, magari, considerando che tra l'altro qui a Bibbione c'è la possibilità pure di estendere e di completare questa esperienza anche con tutte le bellezze naturali che ci sono qui intorno. È un progetto che ci dà grande gioia e soddisfazione perché siamo partiti 3 anni fa, appunto dicevo, in questa sfida con 10 scuole in 2 settimane, 10 ciascuna, per 300 ragazzi provenienti da tutta Italia, comunque 300 ragazzi la prima e 300 circa la seconda. Siamo oggi a distanza di 3 anni che abbiamo aumentato di 1 settimana, quindi abbiamo 3 settimane a maggio, con questa edizione ormai tutto confermato per 1250 ragazzi per ciascuna delle 3 settimane e in più 1 settimana a settembre per il progetto che parte già per l'anno scolastico 2011-2012, quindi siamo davvero soddisfatti. La finalità del Beach and Volley School è quella di accompagnare i ragazzi e i loro insegnanti in un'esperienza nuova e coinvolgente, utile a rinforzare i rapporti relazionali, facendo riscoprire il piacere e l'importanza di far parte di un gruppo, una full immersion didattico-sportiva e culturale, un'occasione per praticare sport e acquisire nuove conoscenze in un ambiente naturale, divertente e socializzante. Perché ritiene valida la partecipazione dei suoi ragazzi a questa iniziativa? Perché è una valida alternativa ai soliti viaggi in città e nei musei, dove qui lo sport è comunque molto aggregante, i ragazzi si divertono e la validità formativa di questa iniziativa sicuramente è notevole, ecco. Per offrire a insegnanti e genitori le migliori garanzie di tranquillità e sicurezza sono state valutate con attenzione le componenti fondamentali del soggiorno. Gli alloggi sono stati scelti all'interno di un moderno e attrezzato villaggio turistico a 4 stelle. Le attività sportive e didattiche sono svolte da tecnici e docenti federali qualificati. L'intrattenimento serale è curato da animatori professionisti. Il risultato è un viaggio di istruzione divertente, sicuro e intelligente, sportivamente coinvolgente senza inutili eccessi. Ecco il parere degli studenti. Beh, sicuramente il fatto che comunque è un viaggio in cui saremo a contatto con molta gente, faremo molte attività tra cui beach volley, potremo andare in spiaggia, potremo usufruire della piscina e quindi sicuramente mi divertirò con la mia classe, staremo a contatto con molta altra gente. Mi piace molto stare con la mia classe e comunque impariamo a giocare, il gioco di squadra, e mi piace il post, molto tranquillo, divertente e mi piacciono le attrezzature che ci sono. Domani nel bagger devono essere braccia distese, gambe leggermente piegate e con le gambe dobbiamo ammortizzare bene il corpo. Uno staff di professionisti della FIPAV insegna il beach volley con sedute giornaliere di tecnica per far conoscere ai ragazzi regole, segreti e spirito di gioco di questo bellissimo sport. Beh, noi affrontiamo una metodologia insegnando tecniche e tattiche del beach volley, ma soprattutto i miei istruttori sono educatori, cerchiamo di educare i ragazzi al rispetto ovviamente degli avversari, del proprio compagno e assumere un vero e proprio fair play all'interno del campo. Qual è l'approccio dei giovani al beach volley? Inizialmente i ragazzi vengono solo per divertirsi, infatti pensano solamente a giocare. Noi ovviamente dopo che li riscaldiamo seguendo un protocollo professionale di riscaldamento, poi gli facciamo capire, facciamo piacere proprio le tecniche di questo meraviglioso sport e alla fine loro apprezzano e preferiscono allenarsi piuttosto che giocare. La cosa più difficile è saper applicare le regole.
non è immediato. Interessante il breve corso di approfondimento per arbitri scolastici, della durata di 3 ore, sulle regole base di arbitraggio del beach volley, valido per il rilascio del credito formativo previsto per le scuole secondarie di secondo grado. Al beach volley si affiancano anche altri sport, tra i quali il windsurf. I ragazzi sono incuriositi dal windsurf? Sì, dipende chiaramente dalla età dei ragazzi, comunque in linea di massima sono sempre incuriositi, specialmente i primi minuti, quando hanno i primi approcci, non sanno ancora di cosa si tratta. Quando poi si va a parlare di cose troppo tecniche si trovano un po' annoiati, però quando poi si passa al lato pratico, anche se si lavora semplicemente in spiaggia, sono più interessati, si trovano già più a loro agio, gli piace prendere in mano la vela, giocare e fare queste attività, insomma. Gli studenti sono attratti dal ritmo scatenato dell'hip hop, con istruttori di ballo d'eccezione. Ai bordi della pineta si possono notare molti giovani impegnati nel tiro con l'arco, altri si sfidano al beach tennis e per quelli che hanno un eccesso di energie, il beach soccer è ottimale, dopo aver preso d'assalto gli scivoli in piscina. Non poteva mancare una sana e genuina cena studiata appositamente per i ragazzi. L'intrattenimento serale, proposto da esperti animatori, esaurisce l'adrenalina della giornata. Le attività teoriche e pratiche si concluderanno con un coinvolgente torneo di beach volley che vedrà la partecipazione di tutti gli studenti, suddivisi in squadre di categorie diverse, in un clima positivo e senza tensioni competitive. Finalizzato a insegnare il rispetto delle regole di gioco e degli avversari, il torneo premierà non solo i risultati agonistici, ma soprattutto l'impegno, l'entusiasmo e l'apprendimento. Durante le attività sportive sarà sempre garantita l'assistenza sanitaria. L'organizzazione generale è affidata a Raduni Sportivi SRL, in collaborazione con Beach Volley Group, che già curano altri importanti eventi estivi, quali Beach Volley Marathon, Park Volley Junior e Trofeo Beach and Ball, rivolti ai giovani atleti provenienti da tutta l'Europa. In conclusione, il Beach and Volley School è l'ideale per chi ama lo sport all'aperto, la natura e il mare. Una gita pazzesca, un'esperienza davvero straordinaria.